La parte poetica e romantica l'abbiamo esaurita con l'architetto Renzo Piano, che mi pare abbia illustrato benissimo non solo nelle tecnicalità ma anche nel respiro più ampio il nuovo waterfront di Levante. Io penso che molto brevemente la cosa migliore che posso fare io è fare il mio mestiere, cioè il contributo che posso dare oggi in questi 2 o 3 minuti è dirvi qual è in sostanza il mio mestiere. Non è un caso che Renzo Piano abbia fatto un riferimento all'esperienza delle Colombiadi a Porto Antico, a uno degli esperimenti certamente meglio riusciti negli ultimi decenni, e lo si vede ancora oggi cosa significa per la città. Cos'è cambiato in questi 30 anni? È cambiato quello che avete letto ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera, un articolo di Sabino Cassese, giurista, professore, giudice costituzionale, ministro della funzione pubblica, che ha scritto un articolo, lo dico guardando il prefetto qua di fronte a me, un articolo che uno non si immagina di poter leggere in uno dei paesi aderenti al G7. Un articolo che fondamentalmente dice: un amministratore pubblico ha 2 scelte: segue la legittimità e sarà inefficiente, inefficace, segue il merito e avrà problemi con la giustizia. Questo non lo scrive un barricadero, lo scrive Sabino Cassese. Questo Renzi è cambiato rispetto a 30 anni fa, per cui un disegno bello come quello che abbiamo visto qua, noi abbiamo un esasperato bisogno che sia credibile. La gente deve sentire che è credibile, perché se sente parlare per 5-10 anni di cose che non si verificano, si disaffeziona. Io qui dico qualcosa che in realtà mi ha detto Renzo Piano di là, perché prima di entrare qui, giustamente, mi ha fatto una ramanzina dicendo: ma Paolo, guardi che sull'attore piloti, quindi diciamo avete tutti capito che uomo è, diciamo sì, l'affresco è, ma poi sui contenuti, e noi sull'attore piloti, che è uno degli esempi, dobbiamo certamente accelerare. Ne lascio la parola a Giovanni Toti, però do anche un segnale di fattività e di speranza. Noi abbiamo in questo momento una coesione istituzionale, regione, sindaco e autorità portuale rara. Credo che i cittadini abbiano dato un segnale fortissimo in questo senso, che vogliano che le istituzioni facciano il mestiere per cui sono pagate ed elette. E il mio sforzo è quello di poter servire Marco, Giovanni in questi prossimi anni, cercando di dare il massimo contributo tecnico possibile perché tanti di quei progetti che ha illustrato l'architetto Renzo Piano vedano effettivamente la luce. Grazie. La Regione Liguria, Comune di Genova e l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale accettano la donazione e impegnandosi a rispettare le volontà dei donanti. Alla presenza dei testimoni lo approvano unitamente e lo firmano a termini di legge. Può cominciare l'architetto Renzo Piano.